Il cielo del Ferragosto padovano non sarà illuminato dai fuochi in prato, ma la festa proverà a giocare su una sorta di raddoppio in musica. I tempi che stiamo vivendo e i numeri sul contagio che non fanno dormire sonni tranquilli non permettono che 70.000 persone raggiungano la splendida piazza padovana per quello che è diventato il rito al giro di boa dell'estate per chi resta in città. Con le restrizioni che ci sono per il periodo che stiamo attraversando, non sarebbe stato possibile permetterci di creare un fenomeno di assembramento così come normalmente è sempre stato in Prato della Valle in occasione del Ferragosto. Padova punta su 2 serate di feste e su un evento che coinvolgerà le piazze del centro storico. Non più quindi un unico evento in una piazza, ma creiamo un evento diffuso che evita che ci siano assembramenti e stanzialità di persone. Quindi abbiamo 7 postazioni, quella di Piazza Garibaldi già dalla sera del 14, con DJ che metteranno musica e con una serie di dispositivi che proietteranno luci per creare un'atmosfera particolare. Il 14 agosto musica in piazza Garibaldi, la notte del 15 coinvolte Piazza dei Signori, Piazza Duomo della Frutta, Piazza delle Erbe e Via Roma, nottate che si affiancheranno alle proposte culturali messe in campo in città.